Ed eccoci ritornati qui nel Salone delle Feste dell'Hotel Monaco alla manifestazione Extraordinary Food and Wine e siamo con degli amici che abbiamo scoperto io e Giovanna prima passando, abbiamo visto un bello spazio, abbiamo detto chi saranno questi? In realtà abbiamo scoperto che è l'alta salumeria artigianale Verza di Cogollo del Seggio, vero Giovanna? Sì, sono di Cogollo del Cengio, il cognome è Verza, ma Verza è il soprannome del nonno dei nostri amici, che il reale cognome è in realtà Toniolo. Il nostro amico Andrea Toniolo e Federico. Federico Capovilla, Andrea Toniolo, veramente il vostro spazio non può passare inosservato, perché Giovanna, tu che sei esperta di architettura e design, loro hanno una bella immagine, un'immagine particolare quantomeno. No? Sì, hanno curato molto l'esposizione del loro prodotto, in particolare stanno proponendo un nuovo packaging per il salame che stanno proponendo qui, un prodotto che per ora è un prototipo che possiamo vedere. Ci fai vedere un po' questo lancio, perché oggi in qualche modo chi ce lo fa vedere? Filippo, chi c'è? Non stiamo spalle alla telecamera. Allora dai, diamo la parola a Filippo un attimo. Prego. Poi Filippo, prima ci hai fatto vedere un po' questa confezione che hai detto ancora, come dire, lanciata oggi, ma aspetta ancora di essere, come dire, migliorata o quantomeno creata. Questo diciamo è il prototipo della confezione di Emozione 1, che è il primo prodotto della linea Aurum, un prodotto completamente personalizzabile con gli ingredienti veramente più prestigiosi che ci possono essere al mondo. Pezzi unici? Pezzi unici, sì. Qui presentiamo alcune delle varianti con tartufo nero pregiato e oro 23 carati, una variante che è la prima volta che proviamo a fare con argento e whisky invecchiato a 12 anni, ma ce ne sono veramente un'infinità di possibilità. Qui partiamo praticamente dalle nostre esigenze di consumatori per avere veramente una cosa che avremo solamente noi, perché voi quel pezzo lo fate solamente per chi ve lo richiede. Unico, certamente sì, un pezzo unico. Diciamo, abbiamo voluto creare con questo nuovo prodotto un'esperienza che non sia solo gustativa, ma proprio che venga amplificata anche attraverso il packaging stesso. Lo possiamo portare in tavola con questo e creare un effetto che appunto amplifichi l'emozione del prodotto attraverso questo plexiglass, tagliere in plexiglass retroilluminato che valorizza il prodotto e può essere servito e tagliato direttamente sulla scatola. Questo appunto è un prototipo, le finiture della definitiva che già abbiamo visto ma non abbiamo portato in questo evento, sono veramente di qualità uniche, elevatissime, certamente. Giovanna, veramente chi si aspettava di trovare un salame in questo modo? Cioè, veramente è un'idea che bisogna fare i complimenti. Assolutamente sì, un'idea originale, assolutamente vendibile, molto effetto cosiddetto wow, molto di moda. Sì, è un po' quello che abbiamo voluto creare, insomma, una cosa per celebrare i 50 anni dell'attività, una cosa che in qualche modo ricordasse questo traguardo in maniera indelebile e unica, insomma. Però non tralasciamo neppure la tradizione, perché c'è qui una cosa che io ho visto lì, il Cengio, cioè c'è veramente un rimando al territorio, al Monte Cengio, che è vicino a voi, con faccio parlare te, cioè con una stratificazione proprio. Siccome del maiale si usa da tutte le parti, allora noi invece che macinare il maiale abbiamo fatto ogni taglio, li abbiamo assemblato uno sopra l'altro. C'è la coscia, il lardo, la pancetta, la spalla, insomma tutti i tagli più nobili del maiale, abbiamo cercato di assemblarli. Questo diciamo che è un prodotto innovativo per la nostra azienda, è l'ultimo prodotto che abbiamo fatto. Cos'altro dire? Veramente qui fa vedere un po'. Dedicare al nostro territorio anche il nome del Cengio, della nostra montagna che facciamo. Che prendo proprio il vostro Deplian, che in qualche modo fa vedere proprio nella quarta di copertina la stratificazione della montagna, quindi Pietro, se ci fai vedere questo dettaglio della montagna e proprio della sua stratificazione che voi avete ripreso nella realizzazione del Cengio. Sì, invece dall'altra parte abbiamo voluto un po' bizzarrirci, invece che fare a strati abbiamo fatto un po' un purpurri proprio di prodotto, insomma.
vario. Quindi allora ricordiamo il nome dell'azienda, come vi trovano su internet? www. salumificioverza.it, e da pochi giorni saremo online anche con un mini sito proprio dedicato alla linea Aurum, che è aurumverza.it. Bene, vi ringraziamo, buon proseguimento.